immediatamente simpatia a quello dei bambini e ragazzi. Arriva da Ronchi dei Legionari, la direttrice è una nostra vecchia conoscenza, vecchia per poter dire, nel senso che l'abbiamo già avuta altre volte qua su questo palco, e vengono qui questa sera con appunto l'associazione, si chiama Udite Nova, con il coro dei bambini e dei ragazzi, ma arrivano come associazione da un premio recente, il 4 di novembre, quindi proprio pochi giorni fa, niente poco di meno che a Praga, con l'altro gruppo, quello un po' più grandicello, il gruppo Juvenes, che ha preso 2 argenti e un premio speciale con la canzone Nothing Gonna Stumble My Feet al Praga Cantat International Choir. E allora, se ne sono pronti, io li farei salire sul palco. Sono dell'associazione Udite Nova, il coro delle Voci Bianche, quindi forza con l'applauso. Al 7° Rimini International Competition, nel recente mese di aprile ha ottenuto la menzione d'onore al concorso provinciale Primavera di Voci tenutosi al Teatro Verdi di Pordenone. Nel successivo mese di maggio ha vinto il primo premio al concorso corale nazionale Città di Riccione, nonché il premio speciale per il miglior direttore conferito alla maestra Gianna Visentelli. Quando prendo il premio non fa più notizia. Allora, cominciano con 2 brani, poi vi racconterò una cosetta in merito al primo brano. Il primo brano è di Palmo Liuzzi ed è Il Fuoco, poi invece di Mauro Zuccante ci faranno sentire La cicale da Forlina. Coro di Voci Bianche della Udite Nova diretto da Gianna Visentini. Sono
quando si è bambini. E vi ho detto prima che vi avrei detto qualcosa sul primo brano, Il fuoco. Il maestro Palmo Liuzzi, che lo ha composto, è un contemporaneo di Taranto, vive a Taranto, ed ha, siccome cioè, chi mi conosce sa che io non è che sono particolarmente amante dei social, di queste cose su internet, no? Che secondo me hanno abbastanza guastato un po' i rapporti sociali, ma comunque ogni tanto qualcosa servono. Avendo il nostro coro pubblicato su internet il depliant della serata, il maestro Liuzzi è venuto a scoprire che questa sera sarebbe stato eseguito un suo brano e per giunta da un coro di voci bianche, e quindi ha mandato un'email a Tiziana esprimendo così la sua contentezza di questo fatto. Tiziana, da brava, come dire, non stiamo a darle, la conosciamo, naturalmente non si limita a rispondere grazie, punto, come avrebbe fatto più di qualcuno di noi, ma ha detto sì, grazie, e gli ha spedito immediatamente il depliant cartaceo insieme allo spartito di Crepuscolo, quello che trovate anche giù in fondo, insomma. E naturalmente questo maestro l'ha ricevuto, ha detto molte grazie. Lei pensava, conoscendo le nostre poste, spero che non ci sia nessuno delle poste italiane qui, che arrivasse nel giro di 4-5 anni, invece è arrivato dopo un giorno, in 24 ore è arrivato, e lui ha già mandato indietro un suo spartito, questa volta però via email, perché anche lui conosce le poste, e l'ha mandato via email uno spartito che loro adesso si presteranno, uno spartito sacro, lo canteranno in chiesa, ma lui ha già detto che il nostro Crepuscolo è già sul suo pianoforte, poi naturalmente è in contatto con la maestra Gianna, quindi insomma adesso praticamente stiamo facendo il gemellaggio con Taranto, pertanto per dirla, Daniele, preparati. Vedete, quindi Ronchi, Capriva, Taranto, tanto siamo lì, il mondo è piccolo, non so se ci sia una linea diretta da Ioneer, ma cercheremo di... Allora, proseguiamo, non vorrei togliere la carica dei bambini con le mie chiacchiere. Un brano di David Edelman ed è Biggie Boom, e poi di Greg Kilpin, Whisper. Once on a time, sacred melody.
nostri ragazzi concludono con due brani, uno dei Mark Hayes con Cold Snap e uno di Joseph Martin con Come to the Music. Audite Nova, coro voci bianche, al pianoforte come ho appena detto Rossella Fracros, la direttrice Gianna Vicentini.
ricordo da parte del gruppo polifonico caprivese per la nostra serata. Grazie ragazzi.